Per il cartello sociale neppure il ruolo di Agrigento capitale della cultura stimola i politici. Generazioni consapevoli, primo patto digitale in Sicilia. Disturbo dello spettro autistico, convegno ad Agrigento. Infopoint turistico, una convenzione a Realmonte. Gattopardo d'oro, tanti i premiati. Per lo sport, l'Acragas conclude il campionato con una vittoria. Buongiorno da TVA Notizie. Duro documento del cartello sociale sulle gravi carenze che riguardano Agrigento. Per il cartello sociale neppure il ruolo di capitale della cultura stimola i politici. Il servizio. L'invito a non arrendersi, restando inermi, arriva dal cartello sociale che ancora una volta punta il dito sulle gravi carenze infrastrutturali che riguardano la provincia di Agrigento. Le varie proposte, scrive il cartello sociale in un documento, rimangono voce in un deserto. La gente è stanca, si legge ancora, e prima o poi chi amministra Agrigento, la deputazione a tutti i livelli, dovrà prendere atto che esiste il rischio che vengano travolti dalla legittima protesta di chi rivendica i propri diritti come la viabilità, l'acqua, una sanità efficiente, e si potrebbe continuare a lungo nel denunciare i diritti negati. Un ultimo quesito, scrivono ancora i rappresentanti del cartello sociale, vorremmo porre a quella classe politica che è deputata ad organizzare il futuro del territorio. Ma neanche la prospettiva che nel 2025 Agrigento rivestirà il ruolo di capitale italiana della cultura vi stimola a fare qualcosa a favore di questa terra? Una nota pesante, come si vede, questa diffusa dal cartello sociale di Agrigento, ma è una nota necessaria che serve a richiamare chi continua a fare il sordo e che dovrebbe invece mortificarsi intanto e tentare di dare almeno una risposta soddisfacente. Staremo a vedere, mentre il tempo corre veloce. Generazioni consapevoli, sottoscritto il primo patto digitale in Sicilia, il convegno ad Agrigento. Arturo Cantella. Un interessante convegno oggi che parla di tematiche relativamente al digitale con un riferimento anche all'intelligenza artificiale, insomma un momento importante questo. Sì, è un momento importante perché è l'avvio in realtà dei patti digitali che sta ancora prima dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale adesso è arrivata, è un po' ci ha colto di sorpresa, sì. Ma i patti digitali ha uno scopo più che altro preventivo, quindi le famiglie, gli enti, le associazioni, la Chiesa, tutte le strutture si mettono d'accordo per avere consapevolezza, una maggiore consapevolezza nell'educazione sul digitale. I bambini non possono assolutamente, gli adolescenti, avere in mano un oggetto, che sia il cellulare o comunque schermi. Qua si parla del digitale a 360 gradi, per cui l'intelligenza artificiale è un piccolo aspetto, ma di qualche cosa che è più largo e più profondo. È necessario insieme riprenderci il nostro ruolo educativo e lavorare insieme cercando degli accordi. Sono piccole regole, semplici, però regole condivise, hanno la loro efficacia solo se in una comunità, un villaggio, per educare un bambino ci vuole un villaggio, e quindi una comunità si prende carico dell'educazione del bambino, ma questa comunità deve parlare, si deve mettere d'accordo e deve essere d'accordo sui punti, quali sono quei punti essenziali. Sicuramente un'educazione condivisa è più efficace. Ecco, cita il manifesto un'alleanza educativa per un nuovo umanesimo, ecco, lei darà il suo contributo a questo dibattito. Più che un contributo, una riflessione e un attento interesse. Spesso si parla di alleanze educative e ben ci sta su questo mondo nuovo
che abitiamo, ciascuno lo abita a modo proprio in qualche modo, ma certamente il mondo digitale è un mondo che va abitato e va abitato bene, però va abitato bene. Un'iniziativa, un progetto questo che penso che oltre a farci stare, come dire, in rete, ci possa permettere di fare rete. Questo in fondo sono le alleanze, no? Trovare punti di incontro su cui confrontarsi e proporre un'offerta, in questo caso educativa, che possa concorrere a una umanizzazione. Mi piace chiamiamolo sottotitolo se vogliamo, un nuovo umanesimo, e l'impegno assunto tra l'altro dalla Chiesa italiana nel convegno delle Chiese d'Italia ormai di qualche anno fa, no? In Cristo il nuovo umanesimo. Io continuo a pensare che la figura di Gesù di Nazaret, per i credenti figlio di Dio, sia veramente un modello su cui improntare le nostre relazioni, rende un nuovo umanesimo, un umanesimo che ci permetta di cogliere il meglio e il buono di questo sviluppo digitale e saperne evitare i rischi che ci sono. Ieri è stata celebrata la giornata contro la pedofilia e la pedopornografia, un mondo vastissimo questo qua, dove si può incontrare veramente di tutto, da crimini efferrati ad adescamento. Ecco, un'alleanza educativa, genitori, scuola, comunità civile, comunità ecclesiale. Questa iniziativa è un'iniziativa molto bella, molto utile, necessaria, perché oggi i bambini e i ragazzi sono molto lasciati da soli davanti agli schermi, social e device, quindi hanno bisogno sicuramente di un accompagnamento, che è l'accompagnamento dei genitori e l'accompagnamento della famiglia. Quindi pur avendo i social e appunto i cellulari una grande utilità al giorno d'oggi, però è anche vero che presentano dei rischi, quindi noi dobbiamo tirare fuori da questi strumenti il meglio affinché non producano effetti collaterali, diciamo così, per i nostri piccoli, i nostri ragazzi, affinché i nostri ragazzi possano crescere serenamente appunto con una guida efficace. Assessore Marco Vullo, Comune di Agrigento, oggi si discute di patti digitali in questa iniziativa a cui lei è uno dei relatori, organizzata dall'Associazione Generazioni Consapevoli. Abbiamo colto positivamente l'invito dell'Associazione Generazioni Consapevoli rispetto ad un tema, quello dei patti digitali, che va a toccare una questione molto importante, cioè l'uso corretto delle tecnologie, soprattutto nei bambini e nei ragazzi. E quindi un momento di confronto, un momento di mettere insieme le istituzioni, le associazioni, gli enti preposti, tutte quelle misure corrette per evitare un uso sbagliato proprio di questi mezzi, e che, come ben sappiamo, sta rendendo un po' nella generazione nuova dei ragazzi, dei giovani, un serio problema. Da questo punto di vista non dobbiamo noi dire che la tecnologia è sbagliata, dobbiamo saperla usare e gestire nel migliore dei modi. E attraverso che cosa? Attraverso dei patti digitali, quelli che oggi presenteremo. Il Comune di Agrigento su questo tema c'è, stiamo ragionando e siamo quasi arrivati ad un protocollo d'intesa con l'Associazione Generazioni Consapevoli, perché ci crediamo fortissimamente a divulgare queste informazioni e a rendere il più possibile il progetto vivo e interessante per la città. Nascosto dai segnali il cedimento dell'asfalto. Siamo a Fontanelle, in via Alessio Di Giovanni, con una situazione di pericolo che va avanti da diversi giorni. Intanto inizia un'altra settimana e non ci sono operai sul posto per il ripristino della strada ed eliminare il pericolo. Ad intervenire, a quanto pare, dovrebbe essere l'AICA. Non sappiamo se a risentirne è anche l'erogazione idrica. A Realmonte, per l'apertura di un infopoint turistico, stipulata una convenzione con la Casa del Libro.
La Casa del Libro di Pascal Schembri per preannunciare che ci sarà quest'anno la terza edizione del premio letterario Scala dei Turchi di Narrussiello. Anche quest'anno l'amministrazione è vicina a Pascal e promuoverà l'attività, questa terza edizione. Le prime due hanno riscosso un enorme successo e hanno portato non solo molte personalità, ma ci ha aiutato insomma a promuovere il territorio, come diciamo sempre, nella giusta direzione, che è senza dubbio la direzione della bellezza, delle virtù, dei valori, in questo caso della cultura e del progresso. Ho già detto che insomma abbiamo fatto una convenzione con Pascal Schembri, il quale a titolo gratuito ci ha concesso la struttura per attivare sin da subito un infopoint, per cui la Casa del Libro di Pascal verrà utilizzata non solo per lo scopo per cui è nata, ma anche per fare promozione territoriale. Il comune insomma destinerà delle persone del servizio civile, civico, di vari progetti che abbiamo in essere per questa attività. Direttamente il loco è sulla piazza, quindi grande opportunità anche per l'amministrazione comunale, che riesce ad attivare un servizio a costo zero, e grazie a Pascal insomma per la sua grande generosità e per la sua enorme sensibilità. Detto ciò, ci rivedremo a breve per l'inaugurazione di questa Casa del Libro, e anche insomma poi in occasione della presentazione del programma del premio letterario, che già è in una fase di lavorazione. Oggi abbiamo fatto la conferenza stampa per annunciare soprattutto la convenzione che abbiamo fatto tra la Casa del Libro e con la sindaca Sabrina Lattuca e la giunta comunale, che deve essere una cosa molto interessante per l'avvenire. Dopodiché ci sarà martedì 14 maggio l'inaugurazione della Casa del Libro, con la presenza di Sua Eccellenza Filippo Romano, il prefetto, il questore, il colonnello De Tullio e tante altre personalità. E infine abbiamo annunciato che ci sarà la terza edizione del premio letterario, che si farà sabato 31 agosto nella splendida cornice della Scala dei Turchi. Per il momento non diciamo dove, perché vogliamo lasciare un suspense, anche perché siamo in attesa di altre cose come delle sfilate di moda, diciamo, per valorizzare il territorio siciliano e soprattutto la nostra bella Sicilia. Una giornata importante per la comunità di Realmonte, l'apertura della Casa del Libro di Pascal Schembri. Mentre in altre parti chiudono le librerie, Pascal invece ne apre una nella sua città natale. È un fatto positivo, e soprattutto perché richiama attorno all'apertura di questo un punto di incontro anche il fatto di avere creato da 3 anni il famoso premio letterario Scala dei Turchi. Quindi è un operatore culturale importante per il territorio, al quale va tutta la nostra stima e il nostro augurio. Un progetto museale a Siculiana e un gemellaggio con Imola per ricordare il pilota Ayrton Senna. Vediamo. Un'idea, un progetto che diventa realtà. Abbiamo lavorato intensamente in questo anno per ricostruire le origini di Ayrton Senna, partendo da Giovanna Magro, la sua bisnonna, che è partita qui all'inizio del Novecento per raggiungere la costa del Brasile. Un museo racconterà tutta la sua storia e racconterà non solo le imprese di Ayrton Senna pilota, ma soprattutto l'Ayrton Senna, diciamo, umano, a partire dalle sue origini, che sono anche le nostre. Da questo progetto nasce anche un gemellaggio con il comune di Imola, quindi un rapporto di collaborazione e di intesa che porterà sicuramente le due città a collaborare all'insegna di quelli che sono i valori di Ayrton Senna, i valori della famiglia, i valori della solidarietà, dell'amicizia.
Oggi abbiamo presentato il progetto del museo che vedrà la luce a breve e quindi Siculiana diventerà una meta anche per tutti gli appassionati e non solo. Noi raccontiamo una storia, è la storia di una donna, come apparentemente ce ne potrebbero essere tante, una donna di Siculiana che ha vissuto qui alla fine del 1800 e che però non è né una donna particolare né una storia che poteva restare non raccontata, perché ci lascia un messaggio importante. Il messaggio è quello che alle disgrazie della vita ci si può ribellare, alla condizione difficile della vita ci si può opporre, si può costruire una vita migliore, servono scelte coraggiose e questa donna lo fa, perché da qui parte e va in Brasile attraversando l'oceano, andando in un mondo che lei probabilmente neanche sapeva esistesse, lo fa forte di una fede in Dio e di una cristianità profondissima, lo fa forte di una fede anche nella famiglia, nell'idea che la famiglia debba muoversi tutti insieme e stare unita, perché insieme la famiglia può superare le difficoltà. Lo fa anche, ed è il messaggio che ci lascia, nella consapevolezza di avere i mezzi, le capacità per imporsi sulle difficoltà della vita, per lasciare un segno. Questo segno di fine del Ottocento è arrivato fino a noi nel 2024 e ora prende forma in un museo che racconterà come il DNA di questa donna sia lo stesso DNA che aveva Ayrton Senna, che abbiamo amato nel pilota e che siamo sicuri verrà amato anche in chi conoscerà Giovanna Magro, che è la donna di cui noi parleremo nel museo. La caratteristica principale è quello che il museo è stato ispirato proprio al Senna uomo. Sarà un museo che parlerà del Senna uomo e del Senna pilota, però l'ispirazione principale che noi abbiamo avuto è stata proprio quella del Senna uomo, con la sua sensibilità, con la sua bellezza, con lo suo lato mistico. Ci ha, come dire, portati a progettare un museo che sia rispettoso sicuramente della struttura verso dove stiamo andando, che abbia un carattere molto incisivo sulle cose che verranno esposte e che sicuramente ha una componente tecnologica. Abbiamo realizzato, perché è in fase di realizzazione, un museo nel quale la componente architettonica e la componente di realtà virtuale siano progettate nello stesso momento, ed è una cosa non usuale, perché per esempio per quanto riguarda i visori sono state allestite delle postazioni, quindi lo spazio accoglie la tecnologia in una maniera ragionata per permettere la visualizzazione tridimensionale in una maniera innovativa, quindi nascono in maniera congiunta l'esperienza reale e l'esperienza virtuale. Ho fatto amicizia, identità e memoria, è l'occasione di ripercorrere le virtù di un grande campione, un campione come Ayrton Senna, non solo in pista ma soprattutto nella vita e nella quotidianità, valori importanti, quelli della solidarietà verso le giovani generazioni, l'attenzione alle fragilità che Ayrton ha sempre rappresentato nella sua vita e tutti i giorni, quindi penso che sia una cosa molto importante, molto bella e che rappresenta un punto di riferimento molto rilevante. Siamo qui perché insieme abbiamo lavorato su un percorso che unisce le nostre due comunità e lo farà a Imola con tante altre iniziative, con legame con l'autodromo e anche insieme a iniziative con la famiglia Ayrton Senna, e invece qui a Siculiana sempre con la famiglia, anche per rappresentare le origini e un museo nel cuore della città, quindi l'occasione di collegare le nostre due comunità per viverle, scoprirle e sapere anche quello che rappresenta la nostra identità dei due piloti, ma soprattutto di quello che rappresentiamo come paese. Al convegno sul disturbo dello spettro autistico tenutosi ad Agrigento si è parlato anche di diagnosi precoce e assistenza. Oggi continuiamo questo percorso che abbiamo cominciato con la giornata mondiale sull'autismo e con la passeggiata nella Valle dei Templi a parlare di autismo, della consapevolezza dell'autismo. Questo problema che va affrontato rivolgendosi sia ai medici, ai pediatri di libera scelta principalmente, perché al più presto si faccia la diagnosi per poter aiutarli meglio, e sia alle istituzioni, perché bisogna che si faccia rete tra famiglie, medici e istituzioni per poter risolvere, speriamo risolvere, ma sicuramente lenire
i problemi. Noi abbiamo un numero di bambini e ragazzi autistici che però poi perdiamo nell'adultità, cioè noi abbiamo persone che diventano quasi invisibili, quindi dobbiamo fare in modo che questi vengano seguiti sempre. C'è un progetto che parte nel 2000 a Milano, al San Filippo Neri mi pare, è un progetto DAMA che cerca di organizzare questi percorsi facilitati. Mi spiego meglio. Noi abbiamo per esempio degli infermieri dedicati che possono ricevere le segnalazioni da parte della famiglia o dal medico o dallo stesso soggetto autistico che se è in grado dei bisogni che ha, e questo analizza, diciamo, queste esigenze, o la visita specialistica o la visita, le analisi di laboratorio, e smista e cerca di facilitare i percorsi, ma anche nei ricoveri ospedalieri, per poter far sì che anche l'accompagnatore venga ricevuto e, se non ci sono problemi particolari, restare assieme al soggetto autistico. Quindi ecco, alla fine dobbiamo fare rete, perché curare si può e non si può curare, e si può vincere o perdere, ma quando si assiste e si aiuta un paziente, in questi casi si vince sempre. Questo convegno sui disturbi dello spettro dell'autismo si chiudono tutta una serie di attività che sono state messe in campo per la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che è culminata il giorno 9 di aprile con la passeggiata alla Valle dei Templi, che ha coinvolto circa 10.000 persone provenienti da tutta la Sicilia, le scuole, i centri, le associazioni, i familiari, tutti quanti si interessano delle problematiche dell'autismo ai diversi livelli. Si sono svolti incontri nelle scuole, nei vari centri di associazione. Personalmente ho incontrato circa 3.500 bambini, incontri che abbiamo fatto, bambini e ragazzi, in tutte le scuole. C'è stato un coinvolgimento eccezionale di tutta la nostra società agrigentina, a partire dall'ente parco, dall'ordine dei medici, dall'azienda sanitaria di Agrigento, tutti i centri e le associazioni. È importante questa giornata perché fa vedere l'autismo non come una malattia, ma fa vedere l'autismo come una condizione, un disturbo in cui è necessario il rispetto, perché oggi le famiglie interessate sono tantissime. Negli ultimi 10 anni c'è stato un aumento di 40 volte dei casi di autismo in tutto il mondo, per cui non sappiamo le cause ancora oggi, però è sicuramente una situazione sistemica che interessa tutta la popolazione mondiale. Abbiamo in Italia un caso ogni 77 bambini e ragazzi, e quindi questo alto numero ci deve portare al rispetto, e il rispetto inizia con la conoscenza, e quindi tutte queste attività hanno voluto proprio mettere in evidenza come se si conosce, se si riconosce, si rispetta, e allora si organizza forse la società in maniera diversa. Il disturbo dello spettro dell'autismo interessa particolarmente maschietti, abbiamo un rapporto maschio-femmine di 4:1, e fondamentale è la diagnosi precoce, perché quando si interviene precocemente, entro i 2 anni dall'intervento, che sembrano molto i 2 anni di intervento, però rispetto a tutta la vita che hanno davanti queste persone diciamo, è una piccola parte. Dal 70-80% dei casi in cui si interviene precocemente, entro 2-3 anni dall'intervento i bambini acquisiscono il linguaggio, perché l'assenza del linguaggio è il sintomo che allerta
allerta le famiglie. E se i bambini acquisiscono il linguaggio, acquisiscono una modalità di comunicazione e quindi non nascono i comportamenti problema. I comportamenti problema che sono quelli che diciamo disturbano di più e la complicanza maggiore dell'autismo, perché fa estraniare ulteriormente i bambini che hanno questi problemi da tutto il resto. Quindi è importante la diagnosi precoce, è importante la conoscenza per il rispetto, l'inclusione e per trovare dei modi per stare assieme, perché se si conoscono bambini, ragazzi con disturbo dello spettro, allora ci si può organizzare. La nostra scuola, la scuola agrigentina, è penso eccezionale ed è sicuramente all'avanguardia in tutta Italia per l'inclusione dei ragazzi con disturbo dello spettro, che stanno in classe con tutti gli altri compagnetti e che crescono e che imparano come tutti gli altri, grazie alle condizioni di accoglienza, di conoscenza e di rispetto che si sono strutturate. Penso che siamo a un buon punto per garantire una vera inclusione delle persone con disturbo dello spettro. L'opera museale di Michele Lizzi, tra miti e leggende di Akragas. Arturo Cantella. Giovedì 9 maggio un interessante convegno musicale presso la sala della prefettura di Agrigento. Ecco, come mai questa iniziativa e cosa suonerai? Ci spinge sicuramente la necessità di voler promuovere la figura del più grande compositore che Agrigento ha avuto. Molti agrigentini non lo sanno e lo ricordano per la Villa Lizzi. È stato un grande compositore che ha fatto delle 3 opere liriche al Teatro Massimo di Palermo, Bellini di Catania e San Carlo di Napoli, ma soprattutto lui amava definirsi figlio della terra d'acragante, era visceralmente legato alla nostra terra e nelle sue opere si ispira al mito greco e alla nostra Valle dei Tempi. Per cui il minimo che possiamo fare oggi è veramente portare avanti le sue opere, e il prefetto ci apre la dimora prefettizia e nei suoi locali faremo questo bellissimo convegno concerto dove si alterneranno gli interventi di persone che hanno conosciuto Michele Lizzi, come Gaspare Agnello dal Politi di Agrigento e come altri. Il maestro La Rosa del Conservatorio di Palermo verrà per appunto portare una sua trascrizione dei temi di Lizzi da Galatea. Io suonerò delle opere per pianoforte, delle opere trascritte, elaborate su temi dell'alunno Giuseppe Di Salvo, suonerò l'andante dalla suonata e suoneremo col violoncellista Mauro Cottone sia brani di Pizzetti, che è stato il maestro di Lizzi, brani di Boulez, ma soprattutto un adattamento per pianoforte, violoncello e voce recitante della sagra del Signore della Nave. Vi aspetto tutti giovedì pomeriggio, i posti sono limitati, ma se siete puntuali vi aspetto appunto alle 17 dal prefetto di Agrigento, giovedì 9 maggio. Veniamo alla cronaca. La gelosia potrebbe essere la causa dell'omicidio-suicidio avvenuto sabato scorso a Palermo. Il servizio. I funerali di Laura Lupo e del marito Pietro Delia potrebbero essere celebrati separatamente, anche se la data potrà essere fissata solo dopo che si conosceranno i risultati delle autopsie che saranno eseguite in settimana all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. La coppia, anche se ufficialmente serena, secondo alcune testimonianze di amici e colleghi, sarebbe stata in crisi da tempo e la donna pervasa da un sentimento di gelosia nei confronti del marito. Infatti, i colleghi di Laura, nell'ultimo periodo, avevano notato un cambiamento nel suo umore, descrivendola come profondamente turbata per problemi personali. Secondo una possibile successione degli eventi, Laura Lupo avrebbe esploso contro il marito 4 colpi mortali che lo hanno raggiunto al torace e all'addome e poi avrebbe rivolto la pistola contro se stessa. Al primo tentativo si sarebbe solo ferita, da qui i senni sul collo, ma alla fine si sarebbe tolta la vita. Il movente potrebbe essere quello sentimentale, anche se le indagini si stanno muovendo in più direzioni. La pista dell'omicidio-suicidio, comunque ormai quella più accreditata, la dinamica avrebbe ormai
ormai numerosi riscontri, così come gli investigatori starebbero ricevendo ulteriori conferme per il movente della gelosia. Alcuni amici e colleghi, sia pure in forma anonima, hanno parlato con i cronisti di crisi matrimoniale e di tensioni nella coppia, che ora, tornata assieme da 1 anno e mezzo, dopo oltre 3 anni di separazione. Le ipotesi possono essere le più disparate, ha detto il comandante della Polizia Municipale Angelo Coluccello, però, per rispetto dei morti, è giusto fare lavorare chi di dovere. È una storia bruttissima che ci ha colto tutti di sorpresa, nessuno poteva immaginare un dramma di questo tipo. La nostra collega era una persona caratterizzata da grande pacatezza e signorilità nel tratto e nel comportamento, un agente di grande professionalità e preparazione irreprensibile. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Torniamo tra poco. A Palma di Montechiaro, 4ª edizione del premio Gattopardo d'Oro. Ci sono le interviste di Arturo Cantella. Gattopardo d'Oro, 4ª edizione, un evento diventato ormai imprescindibile per Palma. Ormai è un evento imperdibile, è un punto fisso nel programma culturale della provincia di Agrigento e non solo della provincia di Agrigento, e coincide con i festeggiamenti del compleanno della nostra città. Ringrazio il presidente, la presidente Letizia Paci e l'istituzione Tomasi per aver lavorato con grande spirito di abnegazione per regalarci questo meraviglioso appuntamento culturale, il direttore Nino Graziano Luca e tutti coloro che hanno collaborato in qualsiasi modo per realizzare questo evento, dalla Giunta al Presidente del Consiglio ai consiglieri comunali. Un ringraziamento all'assessore Scarpinato e alla Regione Siciliana per aver cofinanziato l'evento. Palma vuole proiettare l'immagine migliore di sé, e quale migliore luogo di questo, vicino al monastero delle Benedettine, reso famoso dalla storia di Tomasi e dal romanzo del Gattopardo, per proiettare quella Palma bella, quella Palma meravigliosa che era così come la vollero i nostri fondatori. Sì, sono veramente orgogliosa e fiera di questo appuntamento che ogni anno si ripeterà in occasione del compleanno di Palma di Montechiaro, il 3 e il 4 maggio, anno e giorno che è stata posta la prima pietra, quindi 3 maggio 1637. Questo mi emoziona molto perché io amo moltissimo la mia città, quindi se faccio tutto questo è per amore della mia terra, ma soprattutto per regalare ai cittadini, perché poi alla fine Palma è loro e dei cittadini, questo evento meraviglioso, e far rifulgere Palma ancora una volta delle splendide radici, perché noi abbiamo delle radici nobili, sante. E poi ecco il Gattopardo, l'ultimo dei Tomasi, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lo scrittore, ha scelto proprio questo luogo, che le mie spalle, il monastero delle Benedettine, per finire il suo libro. Trovò lo slancio per finire il suo libro nel 1955, quando venne a Palma col barone Agnello, e quindi come si può ben vincere la storia di Palma è così intrecciata con i Tomasi e con Giuseppe Tomasi, perché Giuseppe Tomasi, per finire il suo libro, per iniziare la stesura del suo libro, volle ritornare nei luoghi della sua infanzia. Quindi permettetemi di dire, senza questo legame possibilmente non ci sarebbe stato il capolavoro. Ospiti eccezionali abbiamo avuto gli anni precedenti, ma anche quest'anno, come si legge dal cartellone, Luca Barbareschi, Michele Placido, Katia Ricciarelli, Stefania Auci e tanti altri ancora. Io ho fatto tutto questo con grande spirito, come dicevo, di amore, e spero di poterlo continuare a fare ancora per altri anni. Ringrazio per questo il sindaco Stefano Castellino, che ripone in me la sua fiducia. Ringrazio l'assessore ai beni culturali, l'assessore Scarpinato, che anche lui ci dà un valido contributo, ci sostiene per la realizzazione di questo evento. Ringrazio tutto il CDA dell'istituzione, il comitato scientifico, insomma non vorrei dimenticare nessuno. Ringrazio tutti coloro che mi sostengono in questo progetto. 4ª edizione del Gattopardo d'Oro a Palma di Montechiaro, un interessante appuntamento culturale.
Per me, da innamorato del Gattopardo, è un appuntamento straordinario. Io ho la gioia e l'onore, grazie all'istituzione Tomasi di Palma e al comune di Palma di Montechiaro, di dirigere questo evento per la seconda volta. L'obiettivo è quello di poter fare in modo che anche i contenuti del Gattopardo, da sempre visti come quelli legati al concetto del tutto cambia per restare com'è, potessero sempre più cambiare, perché il desiderio è quello di immaginare il Gattopardo come il ritratto di un'epoca, sì, il XIX secolo, ma anche come lo stimolo, l'invito a potersi rimboccare le maniche, cambiare le cose, che a chi è siciliano come noi talvolta viene rimproverato, e invece la sensazione è che la gente operosa da sempre in questa terra è tantissima, e dunque perché non immaginare che anche il Gattopardo lanciasse questo messaggio? Provate a immaginare, se uno vede un'opera d'arte figurativa, magari l'artista nel realizzarla vuole che si stimoli un giudizio, una riflessione, per poi arrivare ad una azione. Bene, io penso che anche il Gattopardo vada reinterpretato così, e anche in questa edizione la scelta dei premiati, la scelta degli artisti che ho avuto l'onore di poter suggerire alla commissione è stata proprio pensata in questi termini, cioè l'idea di poter avere degli attori che potessero interpretare le pagine che sono legate a quell'immaginaria donna fugata che Tomasi di Lampedusa diceva chiaramente essere Palma di Montechiaro. Vi ricordate la lettera che lui scrisse al barone Enrico Merlo, in cui proprio diceva Palma di Montechiaro è la città, mentre il palazzo è la Santa Margherita di Belice? Bene, l'obiettivo è quello, e questa sera attraverso Michele Placido, attraverso Luca Barbareschi, Katia Ricciarelli e tutti gli altri premiati, abbiamo con noi la direttrice di Rai Isoradio, Stefania Auci, abbiamo anche Vittorio Terranova e così via, potremo raccontare il Gattopardo, vedere i punti di contatto che ci sono anche con altre realtà culturali, e la presenza della direttrice di Rai Isoradio è non solo una presenza illuminante per un canale che ha fatto una svolta importante da quando è diretto da Alessandra Ferraro, ma anche perché Rai Isoradio è media partner di Gattopardo d'Oro, e dunque c'è proprio la gioia di continuare questa relazione iniziata l'anno scorso con Angelo Mellone, il direttore di Rai 1 Intrattenimento, e che prosegue adesso negli anni, nei 100 anni della radio, con una direttrice di Radio Rai, cioè Rai Isoradio, Alessandra Ferraro. Lei è premiata oggi qui al 4º Festival del Gattopardo d'Oro? Sì, ed è davvero un'emozione pazzesca, intanto per il grande legame anche affettivo che ho nei confronti di Tomasi di Lampedusa e del suo romanzo, perché per me è stato un punto di riferimento fondamentale ed e rappresenta, a mio avviso, una delle voci più importanti per raccontare il Sud oggi, più che mai nel momento in cui ci sono dei venti di profondo cambiamento, soprattutto tutto quello che sta avvenendo per quanto riguarda l'autonomia differenziata probabilmente potrebbe trovare una spiegazione e anche delle motivazioni solide sul perché questo tipo di procedimento forse non è proprio adatto al Sud, proprio grazie alla lettura di un romanzo come il Gattopardo. È un premio molto importante perché è un premio di cultura prima di tutto, e quindi penso che la cultura possa fare molto per questi territori, e non solo per questi territori ma tutto il paese. Rai Isoradio è media partnership in questo progetto ed è orgogliosa di essere presente, perché Rai Isoradio è la radio che cammina con tutti gli ascoltatori e cammina sui territori, e oggi ha fatto tappa qui a Palma di Montechiaro. La cultura, dunque il territorio, la promozione, questi devono essere gli ingredienti per poter spendere al meglio il nostro paese. L'onore è mio di essere qui, amo questa terra, quindi sono molto contenta di essere arrivata. Bisognerebbe coordinare un po' bene. Era da molto tempo che non venivo da queste parti. Che non lo stiamo facendo. E poi è una soddisfazione, insomma, ricevere un premio. Ma questo ha un sapore straordinario, perché io amo lo scrittore, amo queste zone, perché la provincia di Agrigento per me è qualcosa, ho appena recentemente finito il film su Luigi Pirandelli, capite? Per cui ho un attaccamento straordinario. Sono felice. Usura ed estorsioni nel trapanese, denuncia e preoccupazione della CNA. Se fosse un lancio stampa titolerei: Agnello dice che i numeri delle denunce sono poche. Risponde Orlando: metteremo qualora in campo tutte le misure poste
per venire incontro a chi ha il coraggio di denunciare. L'obiettivo è questo appunto dell'organizzazione, tant'è che con l'associazione anti-racket e anti-usura Alcamese, la Gaspare e Stellino, ci siamo detti disponibili a una fattiva collaborazione. Tra queste misure che noi vogliamo mettere in atto, la prima in assoluto è quella della informazione, la conoscenza del fenomeno e delle norme, per poi passare alla costituzione in provincia di Trapani con tanto di sportello dei confidi, il consorzio di affidamento che snellisce le procedure per arrivare all'erogazione dei finanziamenti, agevolati ovviamente, e fare in modo in sostanza che l'imprenditore non abbia il bisogno, perché si sente soffocato da parte anche, perché no, degli istituti di credito, avere subito la disponibilità di un finanziamento che gli permette di poter andare avanti per l'esercizio dell'impresa. Assoluta mancanza delle denunce, sia per l'usura, per l'estorsione, e certamente inviteremo ad avere fiducia nelle istituzioni e a rivolgersi immediatamente alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria ove emergano questi fenomeni delittuosi. C'è un abbassamento complessivo della tensione. In fondo, dopo gli anni dell'emozione, cioè le stragi, i grandi processi, che hanno segnato in qualche modo anche la consapevolezza di una reazione dell'opinione pubblica e della società civile, contribuendo anche a costruire un tessuto organizzato nella società. L'associazionismo anti-racket è stata una delle componenti, così come quella anti-usura. Adesso siamo in una fase, come dire, di stasi. Un invito a riaprire il cuore e la mente verso orizzonti di giustizia, verso orizzonti di speranza. Mi sembra che ci sia quasi una sorta di sindrome di Stoccolma, la vittima che si innamora del proprio carnefice e non lo denuncia. Lui pensa di avere bisogno in quel momento e quasi la vittima ringrazia. Una cosa gravissima. È un crimine, non fa altro che minare quella che è appunto la società civile, ma anche il tessuto economico della nostra realtà. Mancanza di denunce, uguale paura ancora che resiste? Assolutamente, perché è impensabile che in una provincia economicamente depressa come quella di Trapani non ci siano fenomeni di tipo usurario. Soprattutto dopo il Covid, che come sappiamo ha messo in grandi difficoltà imprenditori sia grandi che piccoli. E per fare questo dobbiamo promuovere una cultura dell'ascolto, una pastorale dell'ascolto, come ho cercato di dire a tutta la diocesi in questo anno, perché ascoltando le persone e le diverse situazioni critiche che ci sono nel territorio, si apre l'orizzonte del futuro e si riempie di speranza il cuore delle persone. La mafia è più un'aria che si respira rispetto alla fisicità che in qualche modo ha segnato gli anni più bui della nostra terra, e quindi inevitabilmente c'è una tendenza anche da parte della società a non percepire questa come una minaccia, così come avvenne anni fa. Dobbiamo costruire tutte le condizioni per rilanciare la consapevolezza che oggi le organizzazioni mafiose minacciano lo sviluppo, minacciano le condizioni perché la nostra terra possa essere attrattiva. Dobbiamo affrancarci da questa cappa che segna la nostra esistenza e che soprattutto minaccia l'economia. Quindi dobbiamo denunciare, non possiamo permettere di fare il gioco degli usurai o comunque degli estortori. L'imprenditore che ha fiducia nella propria organizzazione, che ha un rapporto di fidelizzazione, crede in quello che noi facciamo. Non possiamo fare altro che invitare alla denuncia, perché gli unici due procedimenti che abbiamo seguito noi della Procura di Trapani sono scaturiti da altri fatti. Nessuno ha sporto denunce e questo è veramente preoccupante da una parte e inaccettabile dall'altra. Ho accettato volentieri di partecipare a questo momento di riflessione, di rinnovamento della speranza. Siamo giunti allo sport, calcio, l'Acragas chiude il campionato con una vittoria. Carmelo Lentini. L'Acragas di Marco Coppa conclude il cammino stagionale con una vittoria che consente di superare la soglia dei 40 punti.
Esattamente sono stati 42 i punti racimolati dalla squadra biancazzurra, ma non è stato facile superare il Portici, tra l'altro bene orchestrato dal tecnico Carmelo Contemi, che in più occasioni ha sfiorato anche il pari. La rete del vantaggio, che poi è stata quella della vittoria, è scaturita da una prodezza dell'attaccante Casa di Dio al 9° minuto del primo tempo, con un fendente forte che ha superato il portiere ospite De Luca. L'azione era stata magistralmente portata avanti sulla fascia sinistra con un dribbling costante e vincente da parte di Di Mauro, il quale poi indirizzò al centro dell'area partenopea per la pronta conclusione vincente dell'attaccante Casa di Dio. La gara è risultata equilibrata, con qualche occasione per parte, che ha messo alla prova la grande attenzione dei rispettivi guardiapali. Al triplice fischio finale Acregas e Portici hanno brindato alla salvezza raggiunta, e in sala stampa la dirigenza acregantina, capitanata dalla presidente Roberta Lala, ha preannunciato in settimana una conferenza stampa durante la quale verranno svelate le nuove strategie tecniche ed organizzative per la prossima stagione. È terminato dunque il lungo cammino del girone I di Serie D. Il Trapani vola direttamente in Serie C, mentre Siracusa, Vibonese, Reggio Calabria ed Aciriale vanno ai playoff. Si dovrà giocare lo scontro diretto tutto siciliano tra Siracusa ed Aciriale e poi quello calabro tra Vibonese e Reggio Calabria. Per quanto riguarda la zona play-out, in campo ci saranno San Luca e Locri. Chi perde raggiungerà in eccellenza Castrovillari, Gioiese e Lamezia. Ed ora spazio alle interviste dentro gli spogliatoi acregantini. È stato un esordio positivo in Serie D per il mister Coppa. Analizzando questa stagione ci sono stati dei momenti positivi e dei momenti negativi. Dove pensa di avere sbagliato? Se ci sentiamo domani io le dico dove ho sbagliato, perché sicuramente ho sbagliato in tante cose. A freddo mi sento di dire che è stato assolutamente un'esperienza positiva, un esordio positivo, perché sapevo comunque che sarebbe stata una stagione fatta di alti e di bassi, perché noi non eravamo una squadra che era costretta a vincere tutte le partite, per cui potevamo vincere, potevamo perdere, potevamo pareggiare. Questo era già messo in conto. Se poi lei vuole sapere bene cosa avrei potuto fare meglio, che sicuramente avrei potuto, però mi deve dare un po' di tempo per fare un'analisi di tutta la stagione, perché io fin quando ho allenato l'Acregas ho dovuto fare l'analisi di ogni giorno e poi dell'obiettivo che era quello della domenica, della partita che ci aspettava. Quindi non ho avuto il tempo di fare ancora un sunto di tutta quella che è stata la stagione. Per cui mi farà piacere poi invece farlo successivamente, un riassunto di quello che poteva fare di più sicuramente l'Acregas, anche grazie a me, perché sicuramente poteva fare di più, ma sicuramente non ha fatto assolutamente male. Una stagione complicata, con tanti giocatori che si sono avvicendati, i nomi altisonanti all'inizio, poi arrivo di altri giocatori di esperienza, molti sono andati via, insomma, però siete riusciti ad unire l'esperienza di giocatori come Sanseverino e Grillo a quei giovani che sono cresciuti tantissimo quest'anno e da cui sicuramente bisognerebbe ripartire l'anno prossimo. Io credo che lei abbia toccato un punto, credo importantissimo per l'Acregas, perché quest'anno c'è stata la crescita di alcuni giovani che forse non si credeva potessero crescere così tanto, e quindi credo che questa sia la vittoria più grande per la società, perché si ritroverà dentro alcuni ragazzi che il prossimo anno, sto parlando di 2005, 2006, 2004, che il prossimo anno hanno già alle spalle tante partite in Serie D e hanno sicuramente migliorato tutte le loro potenzialità e caratteristiche. Questo grazie anche, devo dire, perché mi va di ribadire oggi un grazie particolare al mio staff tecnico, e significa al mister Costanzo, al mister Indelicato, che con i portieri ha fatto un lavoro eccezionale, lo conoscete tutti, il lavoro che ha fatto, al nostro preparatore atletico, al nostro staff medico, Michele Gallo il nostro preparatore atletico, Stefano Frassetto che è stato il responsabile dello staff medico, insieme a Cristiano Modestino, anche loro hanno fatto un grande lavoro, perché noi purtroppo siamo stati vittima tutto l'anno di continui e ripetuti infortuni.
Un dato su tutti è che noi che non siamo stati mai al completo, la colpa non è di nessuno certamente, però è un dato, noi non siamo stati mai una volta al completo, questo causa gli infortuni, quindi siamo stati tutti bravi poi nel cercare di non disunirci, nel cercare di recuperare in fretta questi ragazzi, e nel frattempo chi ha preso il posto loro però non ha fatto mai mancare non ha fatto mai mancare appunto l'assenza di questi giocatori importanti. Per chi mi conosce sa che io parlo sempre per il futuro. Abbiamo portato a termine questa stagione, avevamo un obiettivo, l'abbiamo centrato, semplicemente l'unica cosa che noi come società ci siamo rimasti un po' male sono le ultime 2 partite che non abbiamo visto, dopo che abbiamo già consolidato la categoria, abbiamo visto i calciatori ed è giusto che ci sia anche un richiamo verbale. Oggi hanno dimostrato compattezza, coerenza e affezione verso il pubblico agrigentino che fino all'ultimo li hanno applauditi. Parlo di tutto il settore tecnico. Dal punto di vista societario questa settimana sarà cruciale perché ci riuniremo tutti quanti, coloro che hanno portato sul groppone l'Agragas dal punto di vista societario, per vedere quali sono le prospettive, perché secondo me bisogna prima formare le radici e poi portiamo avanti un obiettivo e lo comunicheremo alla città, ai tifosi, a tutti quanti. Non siamo gente che parla a vanvera, abbiamo mantenuto le promesse. Il primo anno finale playoff nazionale, secondo anno abbiamo vinto il campionato, il terzo anno in Serie D, prima stagione ci siamo divertiti. La nostra promessa è quello che ci impegniamo affinché nell'Agragas si possa ancora risiedere quell'agonismo, quella voglia di vederci al campo e soffrire tutti quanti a tifare Agragas. Quando può influire l'atteggiamento del Comune nel contesto Agragas? Determinante, molto, assolutamente determinante. Lo stadio è una cosa importantissima perché riusciamo non solo a fare un campionato di vertice, ma ritengo che molti imprenditori si avvicinano, quelli ambiziosi, per cercare di sfruttare la stagione prossima in una categoria superiore. Senza stadio ritengo che non ci possa essere la tanto agognata Serie C che secondo me è il punto di partenza di una città come Agrigento merita. Ritengo che venga mantenuto, siamo troppo affezionati all'Agragas, troppo innamorati per andare via. Comunque cerchiamo di allargare, come avevo detto in altre interviste, la compagine societaria affinché l'unione fa la forza e facciamo una forte Agragas per la soddisfazione di tutti quanti. Ha avuto l'acutezza di capire che quest'anno nella seconda fase della stagione, dopo che diciamo, i nomi dei grandi calciatori sono andati via, secondo me lì è stato il momento migliore in cui i giovani hanno creduto in se stessi, sono entrati nella società dal punto di vista di squadra e ci hanno dato delle grandi soddisfazioni. Questo portiere ritengo che abbia un futuro in Agragas. Per quello che mi sono interessato, il bando dicevano che era pronto e che nell'arco di 10 giorni doveva essere riproposto. A oggi non vedo nulla, c'è un pochino di assenza, so che c'è un pochino di marette al comune, abbiamo tanto rispetto, ma è giusto che rispettino anche l'Agragas. Ancora calcio, il Favara Academy batte il Real Monte per 3-0 e va in finale di playoff. Giuseppe Moscato. Il Favara Academy si impone per 3-0 sul Real Monte e stacca il biglietto per la finale dei play-off del girone agrigentino del campionato di terza categoria. Quella di ieri per i ragazzi di mister Rosario Cinquemani è stata la 13ª vittoria consecutiva, un'escalation di successi che hanno portato il Favara Academy al terzo posto in classifica, posizione che ha permesso di disputare i play-off per il salto di categoria. Entusiasmo alle stelle a Favara e per i tifosi del calcio in particolare. La stagione agonistica che sta per concludersi, infatti, sta dando grandi soddisfazioni agli sportivi che sperano nel passaggio in Serie D della Pro Favara, impegnata nei play-off nazionali del campionato di eccellenza, e per il Favara Academy, che ha tutte le carte in regola per approdare in seconda categoria.
Ritornando alla gara di ieri, si è vista una bella prestazione dei ragazzi di mister Rosario Cinquemani, che hanno giocato con determinazione la semifinale playoff contro il Real Monte, chiudendo l'incontro con un sonoro 3-0. I favaresi hanno dominato per tutta la gara. Il primo tempo si è chiuso infatti sul 2-0 con reti di Fayet e Niesi. Nel secondo tempo arriva il terzo gol di Daffé, al culmine di moltissime occasioni sprecate che hanno evidenziato la netta supremazia dei favaresi. Adesso il pensiero è puntato alla finale che Favara Academy affronterà domenica prossima contro il River Platani, seconda forza del campionato. Primo torneo dell'amicizia a Raffadali tra sport e salute. I particolari nel servizio. Questa iniziativa di oggi è stata fortemente voluta dalla segreteria provinciale del SIM Carabinieri, del quale sono segretario generale provinciale. Siamo riusciti ad avere la fortuna anche di avere una bella giornata da tutti i punti di vista, sia dalla partecipazione, il clima ci ha aiutato tanto, e poi abbiamo avuto 2 tornei, uno di padel e uno di calcetto, che abbiamo riempito le partecipazioni. Ma la cosa più importante di oggi è stata la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è rivolta a tutti, che ha dato molti frutti, e poi è una cosa molto importante di cui se ne parla poco, ma che è l'unica cosa che riesce a salvare la vita alle persone. La prevenzione è importantissima, siamo qua presenti lo staff del centro gestionale screening dell'ospedale Agrigento, grazie al segretario generale SIM Luigi Galvano. La prevenzione è importantissima, siamo qua per fare promozione dei 3 screening che l'ospedale Agrigento offre gratuitamente, che ricordo sono lo screening della mammella rivolto alle donne di età compresa 50-69 anni, lo screening del colon retto rivolto a uomini e donne di età compresa 50-69 anni e lo screening della cervice uterina rivolto alle donne di età compresa 25-64 anni. Oggi è una giornata che ha coniugato lo sport e la salute, la possibilità da parte dell'ASP di poter usufruire per tutti i cittadini da 50-69 anni dello screening del tumore al colon retto e per le donne dello screening del tumore alla mammella. Oggi quindi questa possibilità che ha coniugato la prevenzione allo sport. Sì, sicuramente è una bellissima iniziativa, è un'iniziativa lodevole, bella sia per la popolazione di Raffadali che anche per le persone che stanno partecipando. Ringrazio tantissimo il nostro vice segretario regionale Pierera Endoli, che si è attivato tantissimo, assieme al segretario generale aggiunto del SIM dei Carabinieri Luigi Galvano, che sono i promotori di questa iniziativa, bellissima iniziativa. Sicuramente non mancherà occasione di estenderla per altri eventi e far partecipare anche la popolazione di Raffadale, nonché tutte le famiglie delle forze dell'ordine. Un'iniziativa lodevole, devo ringraziare innanzitutto i sindacati dei Carabinieri, SIM, Luigi Galvano e Anthony Pirrera del SINAP, quindi della Polizia Penitenziaria, per aver organizzato questa meravigliosa giornata, una giornata dedita alla promozione sulla prevenzione per patologie oncologiche importanti che coinvolge gran parte dei cittadini. E la manifestazione oggi serve per fare questa promozione alla prevenzione. Abbiamo qui la presenza dei medici dell'ASP di Agrigento, che ringrazio. Penso che iniziative del genere ne devono nascere tante, perché la prevenzione è importantissima al fine di evitare quello che purtroppo ancora succede, che morti oncologici per una mancata prevenzione. Malattie che scoperte in tempo potrebbero salvare vite umane. Tutto questo lo si deve grazie a uno sponsor che è uno sponsor assicurativo, che noi ringraziamo, che è l'Alleanza Assicurazione, che ha voluto come sempre sponsorizzare manifestazioni di interesse non solo culturale, ma in questo caso anche interesse sociale e sanitario. Era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.